volta che un evento estremo interessa il proprio territorio, la Regione Veneto interviene in forze, coordinando mezzi e volontari e organizzando, per quanto di competenza, il soccorso alla popolazione a fianco delle altre istituzioni preposte. Nella prima fase vengono organizzati i soccorsi. I soccorsi vanno intesi non solo come l'intervento dei veri e propri soccorritori, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, tutto il sistema dei soccorritori, ma anche quello delle opere, quindi già da subito vengono messi in campo i servizi forestali, oppure l'antincendio boschivo, oppure i geni civili. Terminata la fase acuta dell'emergenza, la Regione opera attraverso le proprie strutture per il ripristino della normalità. Nella fase della ricostruzione ancora una volta la Regione è in campo nell'attività post-emergenziale, quindi la fase della ricostruzione, la fase del ripristino della normalità e la fase della mitigazione del rischio, perché una volta che accade un evento, poi quando si fa il ripristino si cerca anche di fare in modo che non accada più in quel posto quello che è successo purtroppo e che quindi si vuole evitare. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.